Con l'emendamento 8.1 andiamo a modificare la previsione già contenuta al comma 16 del disegno di legge per quanto riguarda i collegi di conciliazione ed arbitrato e andiamo a prevedere che il terzo membro, che è scelto nell'elenco regionale appunto dei dipendenti regionali, venga stabilito con regolamento e rispettato il principio di rotazione. Confrontandomi con l'assessore abbiamo valutato che si può anche mantenere la formulazione del terzo comma così come previsto dal disegno di legge, aggiungendo il principio di rotazione alla fine, per cui eventualmente annuncio già che siamo anche disponibili a ritirare il nostro emendamento, salvo fare un subemendamento che riesca a incidere in quel senso sulla disposizione originaria. All'emendamento 8.7 noi andiamo ad aumentare quello che è il capitolo di spesa che riguarda contributi per la valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale, sostenendo appunto dei percorsi di ricerca con ricadute sul territorio destinati a favorire ricercatori di età fino a 40 anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale. Una disposizione già presente, appunto una legge regionale del 2015, una legge di stabilità. Noi prevediamo che anche per l'anno 2017 siano stanziati ulteriori appunto 2 milioni, e questo perché? Perché nei giorni scorsi abbiamo sollevato anche la questione della graduatoria dell'ANVUR che per il Ministero ha stabilito i dipartimenti di eccellenza a livello nazionale e che ha visto purtroppo non brillare particolarmente i dipartimenti della nostra regione rispetto comunque a università confrontabile della stessa dimensione. Quindi noi vogliamo incentivare il settore della ricerca accademico regionale e lo facciamo con questo emendamento. L'emendamento 8.13 è, come già preannunciato in relazione, in sede di dibattito generale, la nostra appunto posizione che ribadiamo ogni volta per quanto riguarda i fondi al potenziamento dell'offerta formativa regionale, che secondo noi, ma come ho cercato di far capire anche secondo il mondo scolastico regionale, non sono sufficienti, e quindi andiamo di conseguenza ad incrementare con questo emendamento questi fondi. L'ultimo, l'emendamento 8.14, va nella direzione di aumentare il capitolo che riguarda gli interventi a sostegno di percorsi di innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie, perché vorrei ricordare che già ormai più di 3 anni fa era stata approvata da quest'Aula una mozione per l'alleggerimento degli zainetti, che aveva anche un ordine del giorno nostro che prevedeva appunto l'uso degli ebook e delle tecnologie appunto per arrivare a conseguire questo obiettivo. Purtroppo ad oggi non è stato fatto molto in questo senso, o quantomeno non ci sono stati grossi risultati, e quindi noi con questo emendamento andiamo ad aumentare il fondo che più si avvicina al raggiungimento di quell'obiettivo. Grazie.